Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi in una live del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo del tempo, mm? Del tempo che ci vuole per fare operazioni importanti, operazioni magiche che abbiano dei risultati duraturi, solidi, dei risultati che vale la pena investire. Ma prima di iniziare, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Hildegarda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social dove stiamo rilanciando radionica, radiestesia, terologia ed ermetismo, in cui abbiamo più di 1000 iscritti e dove il vostro Marietto Veneziano posta circuiti e novità interessanti. Questo su Facebook, il De Gara Marietto Veneziano. Poi abbiamo il sito capitano.intervista.org e i link sono sotto qui in descrizione dove voi potete scaricare circa 20 ebook con istruzioni e tantissimi circuiti radionici, quadranti e radiostesici. Ci sono anche 4 ebook di chirologia, lettura sulla mano. In più c'è anche una sezione shop dove si possono acquistare dei servizi a pagamento di Hildegarda Marietto Veneziano, di magia e pendagli vari. Bene, iniziamo un po' questa micropillola. Poi chiaramente sapete che ci siamo trasferiti ad Agio da WhatsApp a Telegram. Chi vuole dei consulti a pagamento 20 € 45 minuti può contattarci su Telegram. Beh, iniziamo adesso la pillola praticamente, parliamo un po' del tempo, perché quando delle persone contattano il Marietto Veneziano o hanno magari visto in altri social che ci sono promesse tipo spot pubblicitari, al posto di 5 minuti e dimagrisci 20 kg, 5 incontri e in 28 giorni ti faccio camminare sull'acqua, 3 giorni ti risuscito i morti, cambiamo vino in acqua, acqua in vino, quelli spot pubblicitari così, ma nella realtà quando si entra nell'esoterismo o si chiedono dei lavori esoterismo, molte persone hanno prima passato l'avvocato, il notaio, il dottore, il farmacista, psichiatra, psicologo, il pompiere, le forze dell'ordine, insomma, alla fine bussano alla porta e cercano il miracolo. I miracoli non esistono, ovvero esistono, come esistono la fortuna e i più fortunati, però dovete sempre tenere presente che ci sono 9 mesi canonici e poi dopo si dovrà incominciare a vedere dei risultati. Perché vi dico questo? Perché c'è una chiesa di Stato che da 1700 anni ogni domenica, ogni sabato continua a mettere lì le persone a fare riti propiziatori. Perché ci sarà, se sarebbe bastato un colpo loro che sono padroni del mondo, lo facevano 2000 anni fa un colpo, un rito propiziatorio e poi via, crescevano. Invece non è così, ci vuole impegno, denaro, anche perché queste cose costano, voi sapete che il materiale costa tantissimo, ci vuole anche l'esoterista giusto, no? Il mago giusto, chiamatelo poi come volete. E poi bisogna avere pazienza, poi bisogna capire che molte cose che dovete risolvere sono frutto di errori che qualcuno ha creato. Lo ripeto, cose che dovete mettere a posto sono frutto di errori che qualcuno ha creato. Capite? Se qualcuno ha creato degli errori, voi andate dall'esoterista e se quelli altri della Chiesa di Stato sono da 2000 anni che continuano a fare riti propiziatori ogni sabato, ogni domenica, e quando non hanno queste possibilità mettono le persone anziane a fare i rosari, è chiaro che quando si va da un esoterista bisogna avere la santa sacra pazienza. Poi di non far più l'errore, perché c'è gente che viene al Marietto, magari il Marietto risolve il problema e poi lo rifanno. Capite? Cioè vengono al Marietto, hanno un problema e magari il Marietto dice 2 o 3 cosine che funzionano e poi rifane il problema. Capite? Quindi, cari amici, bisogna in un certo senso avere pazienza perché alcuni problemi che magari ci avete messo 50 anni a cercare di crearli, no? Perché alcune volte arrivano committenti che hanno creato problemi con tutta la santa volontà, cioè ce l'hanno proprio messa tutta. È chiaro che ci vorranno anche tempi lunghi per poterli risolvere, questo è chiaro. Un'altra cosa importante
da capire che le cose costano. Cioè, ci sono persone che mi contattano in PVT pensando che io sono qui a perdere tempo per gente che non vuole investire. Se voi pensate che ci sia gente che vuole risolvere i problemi, magari ci avete messo 100 anni a creare, cioè 100 anni in modo di dire, ci avete messo una vagonata di tempo a crearle e poi pensate che io ve le risolvo gratis. Cioè, sono cose da New Age. Bene, grazie cari amici e alla prossima, ciao.